Ed ora torniamo su Tune, questa rete di impresa di cui vi abbiamo parlato nella scorsa puntata. A Bruxelles è stata presentata dimostrando una grande capacità della marca trevigiana di fare squadra. Sentiamo alcune voci di questo sodalizio. È la marca trevigiana che fa sistema, quella che si è presentata a Bruxelles lo scorso 5 febbraio. Un'occasione unica per raccontare un territorio, quello veneto, con le sue caratteristiche, le sue peculiarità e i progetti già in essere sulle tematiche energia e ambiente. Da queste premesse è nata Tune Veneto, rete d'impresa tra auto utilities regionali, i cui rappresentanti a Bruxelles hanno potuto raccontare a parlamentari, giornalisti, stakeholder e rappresentanti delle istituzioni la loro esperienza all'interno della rete d'impresa. Un'opportunità di confronto che ha permesso a Tune Veneto di recepire quali sono le opportunità e le sfide che il territorio deve necessariamente cogliere. Tune è una rete di imprese che si occupa del territorio. Pur essendo imprese utilities e quindi hanno la loro logica di business, hanno preso la sfida di usare le loro possibilità per fare business e creare benessere sul territorio. Non è semplice, però c'è una grande predisposizione, una grande volontà da parte di tutti i presidenti e di tutte le aziende che vi partecipano a stare insieme. Per noi è stata un'esperienza estremamente significativa e ricca di frutti, almeno per ora. E ci ha permesso di entrare a contatto con una realtà che non conoscevamo, quella della comunità dell'Unione Europea, e soprattutto creare dei contatti. Devo dire che tutto il mondo con il quale siamo entrati in contatto si è dimostrato meravigliato che in una realtà come quella italiana, spesso asfittica, si sia arrivati a tanto, a una rete di soggetti che lavorano per migliorare il benessere della collettività attraverso i servizi pubblici di interesse generale. Credo che quello che ci portiamo a casa è un po' la conferma della strada giusta intrapresa dalle utility del nostro territorio, dove il rapporto col territorio, con la popolazione, che è un elemento decisivo e caratteristico della nostra esperienza, è un elemento che anche a livello europeo viene valutato positivamente. Una squadra che lavora insieme e dimostra che essere uniti si porta a casa del risultato di un progetto molto importante che fa bene solo al nostro territorio. Sicuramente è un'esperienza molto bella. Abbiamo tutte le utilities trevigiane riunite. Per quanto ci riguarda la mobilità è un fatto importante, l'abbiamo sentito più volte. Ci portiamo a casa che abbiamo fatto un bel lavoro assieme. Abbiamo iniziato, ma siamo all'inizio di un lungo percorso da fare insieme. Un incontro che ha posto le basi per un Veneto sempre più all'avanguardia, in cui i cittadini potranno usufruire di vantaggi concreti e di un sistema economico, sociale e sostenibile. Un percorso già avviato, in cui fondamentale è il ruolo delle utilities. Le utilities hanno un ruolo fondamentale, ricordiamo che il commissario europeo ha detto ancora qualche anno fa chiaramente: mettetevi assieme perché i contributi della comunità europea andranno dirottati a quei territori dove le società si metteranno assieme. Questo è quello che stiamo facendo a Treviso.